E tante sarebbero le cose da chiedervi, vorrei partire un po' anche dal piccolo segreto che ci hai svelato, cioè che la musica che vediamo nel film è una musica che è suonata dagli interpreti del film, da Beatrice in primis. E vorrei partire quindi proprio da questo rapporto tra cinema e musica, anche perché qui c'è una doppia musica, insomma la musica del film e la musica nel film. Volevo partire da questo rapporto. C'è la musica interpretata da Beatrice e da Sonia Bergamasco, nonché dalle bambine Sara Ciocca, viola basso, quando è la più piccolina di tutte, che eseguono grandi compositori classici, Chopin, Bach, Rachmaninoff, Beethoven, all'esame di conservatorio, eccetera, eccetera. Però poi c'è un'altra musica composta da un bravissimo compositore e amico fraterno, Dario Marianelli, che serve più che da accompagnamento, da tessuto emotivo per rielaborando alcuni temi di questi compositori che abbiamo sentito, in particolare questa trascrizione di un pianista russo, Alexander Siloti, che fa di un preludio di Bach. Sono due musiche che si integrano perfettamente, anche perché appunto Dario Marianelli non ha il vantaggio dei secoli che si accumulano sulle spalle di un musicista che lo rendono immortale, ma secondo me lo diventerà, perché è davvero un grande compositore. E senti Beatrice, per te invece, tu che tra virgolette vieni da un altro mondo, appunto dal mondo della musica, e per te è la prima volta forse in cui non hai davanti a te solo un pianoforte ma anche una macchina da presa, com'è stato, com'è anche questo rapporto, come l'hai vissuto? È stato molto naturale, devo dire che ho trattato un po' la macchina da presa come se fosse un pubblico e quindi non ne sono stata spaventata fin dall'inizio. All'inizio quasi non ci facevo caso, ma poi ho capito che forse era sbagliato proprio non farci caso, bisognava comunque avere un rapporto con la macchina da presa e questo l'ho capito anche osservando i miei colleghi incredibili che avevo sul set, Valentina Bellè, Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, ma anche Sara Ciocca che interpretava appunto me da ragazzina, e osservando loro e seguendo tutte le direzioni insomma che mi dava Marco Tullio, mi sono trovata a essere molto naturale, molto spontanea e insomma cercavo di non forzare le cose, quindi in realtà è stato appunto sì, naturale. È stato diverso perché comunque avere un pubblico davanti ti dà un altro tipo di energia ovviamente, e qui sai che invece hai delle riprese e quindi devi essere assolutamente perfetta, non hai tantissime take, quindi insomma la concentrazione è al massimo. Poi tra l'altro ci sono anche i tagli, ovviamente tu suoni, però non sai poi cosa prenderanno di quello che hai suonato, dunque c'è anche un po' una sorpresa dopo quando ti rivedi. Hai citato giustamente gli altri attori e attrici, insomma, che Marco Tullio ha inserito nel film, perché c'è la tua storia, c'è la storia di Rebecca, ma ci sono in realtà anche tante altre storie, la vita accanto e anche forse la vita di tutti questi personaggi che si intersecano tra di loro e che hanno dei punti di vista. A parte Beatrice, appunto, come hai scelto Marco Tullio gli altri personaggi e soprattutto come avete lavorato, perché secondo me c'è una grandissima abilità tua nel far sì che ogni personaggio racconti qualcosa ma nello stesso tempo dia sempre l'idea di celare qualcos'altro. Ecco, hai detto bene, perché io penso che il linguaggio è la nostra prima forma di alienazione, cioè noi stacchiamo con le parole un pezzo di noi che offriamo agli altri, ma questo pezzo di noi non ci rappresenta veramente, spesso ci nasconde, è una simulazione, è una difesa. E la stessa cosa quindi quando la rappresenti nel cinema, ma questo ce l'ha insegnato il grande teatro classico, quello che dici non è quello che dici, ma è quello che nascondi. Un po' questo l'ho sempre intuito, anche ancora prima di capire bene come si doveva fare. Il cast di questo film, allora, in tutti i miei film io dedico forse più tempo alla ricerca degli interpreti che poi a consumare le riprese, perché una volta che tu hai scelto bene i tuoi interpreti, dopo le riprese sono molto più facili.
E io tengo molto che siano bravi non solo i protagonisti, ma anche quelli che dicono 2 o 3 battute, perché un film non deve mai cadere di qualità in quello che si vede. Questa è la lezione del grande cinema americano, dove tu vedi anche dei caratteristi così, dicono una battuta e poi scompaiono, che sono meravigliosi, bravissimi, indimenticabili. E devo dire che il cast di questo film, alcuni attori sono attori con i quali ho già lavorato anche tante volte, come appunto Sonia Bergamasco, come Michela Cescon. Altri invece, oltre a Beatrice, Valentina Bellè, non avevo mai lavorato con lei, Paolo Piero Bon, non avevo mai lavorato con lui, però mi sono trovato con loro come se avessimo già fatto una ventina, una quarantina di film prima. In realtà questo film, che è molto complicato, molto stratificato, è stato forse uno dei miei film più leggeri da fare, più facili. Questo veramente per merito dei miei interpreti. Senti, il film è liberamente ispirato al romanzo omonimo di Maria Pia Veladiano, però c'è un grandissimo lavoro di scrittura, una scrittura che poi che avete fatto a 6 mani con Gloria Malatesta e con Marco Bellocchio. Sì. E ci sono anche tante, non so quanti di voi magari hanno avuto occasione di leggere il libro, anche tante cose diverse. Come avete lavorato su questa parte di scrittura? Ma intanto bisognerebbe scrivere libero tradimento da, perché il miglior modo di servire un testo che nasce come testo letterario o anche come testo teatrale è di interpretarlo. E quindi non è la stessa cosa scrivere che filmare. Intanto perché la letteratura ha questo vantaggio sul cinema, che può spiegare. Sta facendo questo, sta pensando quello. Invece il cinema non può avvalersi di quello, deve soltanto mostrare, e mostrare in modo che tu capisca che cosa sta succedendo non solo nel racconto, ma anche cosa sta succedendo nella testa dei vari personaggi. E quindi una trascrizione fedele sarebbe molto noiosa e non poetica. La cosa che forse più si avvicina al cinema non è la letteratura, ma la poesia e la musica. Queste 2 discipline, proprio per il fatto di non seguire in apparenza una logica razionale, sono molto più vicine ai film riusciti, perlomeno quelli che piacciono a me e quelli a cui mi sono ispirato. E c'è anche un altro passaggio che credo funzioni molto bene in questo rapporto, che è quello del disegno, dell'arte visiva. Infatti sto pensando all'importanza del diario, insomma. Beh, questo Marco Bellocchio, che ha scritto una prima versione della sceneggiatura insieme a Gloria Malatesta quando voleva far lui il film. Marco, io poi sono arrivato dopo, Marco ha cambiato idea, sono passati 10 anni e poi me l'ha proposto a me, ha detto: lo vuoi fare? Secondo me sei capace di farlo bene. Ti ringrazio della fiducia, te lo produco io. Ha detto: questo mi ha convinto definitivamente, perché avere come produttore un artista è un enorme vantaggio. In più Marco Bellocchio ha l'abitudine di fare continuamente dei disegnini, che poi però in genere straccia e butta via. Io questa volta li ho raccolti e poi l'ho pregato di non buttare via niente, perché ho avuto subito l'idea di utilizzarli nel diario di Maria. E quindi, aggiungendo poi delle frasi, delle cose, eccetera, non sono soltanto i suoi disegni esposti brutalmente, però quei suoi disegni io li ho trovati molto, molto preziosi. Quindi insomma c'è anche la presenza di Marco Bellocchio, aleggia non solo nell'intenzione del film, nella scrittura, ma anche nella scenografia, nelle immagini. Insomma, Marco Bellocchio tra l'altro è stato qua proprio a Pordenone qualche mese fa, insomma, è stato presidente di giuria del Pordenone Docs Fest, quindi ci fa piacere insomma, che ci siano anche tutti questi
questi agganci. Una cosa volevo ancora chiedere a Beatrice, adesso Marco Tullio diceva forse il miglior modo di interpretare anche un testo è un po' quello di tradirlo / interpretarlo, è un modo per viverlo. E questo vale secondo te anche nel rapporto tra attore e personaggio, nel tuo caso per esempio, quanto di te c'è in Rebecca per esempio, quanto ci hai messo di tuo, com'è stato approcciarti a questo personaggio, cosa hai pensato anche quando l'hai visto? Hai detto... Sì, tanto interpretare Rebecca per me è stato un regalo perché mi sono affezionata tantissimo a questo personaggio, tanto che poi credo che sia stato un po' anche, forse ricalcato anche un po' su di me, quindi di Rebecca c'è tanto. L'altro giorno delle mie amiche hanno visto, cioè ieri hanno visto il film e mi hanno detto ma ti ho ritrovata Beatrice, mi sembravi quasi tu, quindi devo dire che è stato anche di insegnamento appunto, perché è simile però tante cose è molto più forte di me. Rebecca da subito se ne frega di questa macchia, grazie prima a Lucilla, poi grazie alla musica e grazie alla zia che insomma l'aiuta un po' ad uscire, quindi trova questa forza di affrontare anche il giudizio degli altri, che magari per me non è così immediata. E poi devo dire anche, riguardando il film, ho visto che Rebecca ha questa capacità di non giudicare la madre, la vuole capire profondamente, si ribella anche, però poi con la maturità, quindi quando la interpreto io, lei cerca di riavvicinarsi, di capire fino in fondo qual è stato il motivo per cui insomma non sono riuscita ad avere un legame più affettuoso quando lei insomma c'era, quindi questo per me è stato bellissimo poter interpretarlo, è stato anche molto profondo, intenso e alcune scene sono state veramente dure anche perché ho fatto un lavoro molto profondo con me stessa e di ricerca di questi sentimenti, e anche appunto sempre grazie a Marco Tullio che è attento nella descrizione. Prima parlavate del diario, e il diario è servito anche a noi perché abbiamo letto anche un diario che Marco Tullio ha scritto prima di questo diario per farci capire insomma i pensieri della madre, e quindi io ho capito di più il personaggio, ecco, quindi sono stata aiutata da tutto. Adesso tu sei una pianista molto affermata, ma ti sta iniziando a venire voglia di tentare questa nuova strada, di fare come Rebecca, di prendere il treno magari per un breve periodo e lanciarti in questo mondo? Assolutamente prendo il treno e continuo a fare la pianista, perché quello è il treno che ho preso da tanto tempo e credo sia quello che mi appartiene di più. Poi se ci saranno altre esperienze tanto simili a questa, che sarà forse difficile trovarle, anche perché è stato veramente un set unico, probabilmente coglierò l'occasione, però insomma di registico speriamo di no. Lui non vuole. Marco Tullio, fai altri film e sceglimi così. Semmai quello, sì. Ecco. Dai, ti ritrovi in quelle manacce dei registi italiani. No. Suona la musica, come dice la Bellè. Volevo solo aggiungere una cosa. Naturalmente la cosa più importante di tutte, quando tu componi un film, lavori con gli attori, e di chiedere loro e di agevolarli nell'essere naturali. Ma non vuol dire questo che loro sono se stessi, sono una specie di moltiplicazione di se stessi, prima per il lavoro che hanno fatto di scavare a fondo, ma poi anche questo lavoro vale anche per tutti gli altri collaboratori, perché ogni film è una sorpresa. Tu dici motore, si svolge la scena, ma la scena non è quella che hai immaginato, non è completamente quello che hai immaginato, si aggiunge sempre qualcosa di nuovo, di sorprendente, e guai a chi fa i film pensando di ritrovare, come se giocassi i soldatini, le sue istruzioni. Quel film diventa subito freddo, inerte, quando invece su un set succedono delle cose che sono sorprendenti anche per chi le fa, ed è importante il dialogo con gli altri interpreti, cioè di reagire a quello che dicono loro, non di pronunciare le battute del copione. Il copione bisogna quasi dimenticarlo.
E allora quando succede questo veramente un film parla, un film vibra e chi lo vede gli sembra di vivere quello che sta vedendo anziché assistere da lontano. Ecco, devo dire che, ripeto, tu hai fatto molto di più di quello che hai raccontato, hai dato qualcosa di abbastanza unico e non vorrei che me lo sciupassero degli altri. Scherzo, non è vero. Soprattutto fai film con dei giovani registi anziché con dei vecchi barbocci come me, cioè che non hanno ancora i difetti, che non hanno la maniera, che non hanno il compiacimento di quello che hanno fatto prima. Osa con dei giovani tuoi coetanei, vai in direzioni inesplorate, bisogna sciare in neve fresca. E anche un altro mi viene in mente dei messaggi del film, alla fine di riscattarsi attraverso il talento, attraverso credere nella propria passione, insomma, anche contro quello che può essere un giudizio, insomma, sia vicino della famiglia che esterno. Anche se un critico americano mi ha scritto, ma l'autobus su cui lei sale alla fine è per caso la morte? E ho detto, no, è proprio il contrario, è la vita. Vabbè, critici. Sì. Senti, visto che abbiamo qua insomma anche un pubblico di fortunati, nel senso che siete veramente tra i primissimi a vedere insomma il film l'abbiamo detto, esce domani, sarà chiaramente in programmazione a Cinema Zero, ma voi siete praticamente tra i primissimi a vederlo. Se avete qualche curiosità, qualche domanda, insomma, o per Marco Tullio o per Beatrice, io vi vedo poco in realtà, perché vedo delle luci e delle cose, ma se qualcuno ha qualcosa possiamo approfittare di chiederlo, se no sì. Grazie Ricky. Ecco, adesso vediamo, ma quanti accidenti, quanti? Tutti quelli dietro. Ci sono anche dei portoghesi dietro le transenne, sì. Quello là nell'appartamento, scusa, ma quello all'abbonamento. C'è un abbonamento. Parliamo con la SIAE. Buonasera. Non vedo io però. Sì. Eccoci. Grazie. Mi chiedevo e le chiedevo, ritiene che sia più centrale, più importante il tema del senso di colpa o quello dell'elaborazione del lutto? Aggiungerei anche il sentimento della differenza, la vergogna e il dover affrontare quello che secondo me affrontano tutti, anche le persone che non hanno uno stigma come questa macchia rossa, di non essere nessuno di noi come un altro, cosa che quando si è molto piccoli o molto giovani o anche molto adulti ti fa sentire insicuro. Sono questi tre temi molto fortemente intrecciati che è difficile dipanarli. Io stesso non lo saprei, ma io ho anche scoperto il film mentre lo facevo. E dirò di più, una volta montato il film, grazie al fatto che avevo guadagnato un paio di giorni sulle riprese, quindi non avevo buttato dei soldi, e grazie al fatto che avevo un produttore artista come Bellocchio, ho detto: Marco, mancano 2 o 3 scene che mi sono accorto che dovevo fare. Per esempio non avevamo scritto, nessuno di noi, la scena in cui Rebecca, 11 anni, ha uno scontro con la madre. Anzi, non c'era proprio una scena di loro due insieme. E quindi l'abbiamo girata, siamo tornati a Vicenza, per fortuna la location era intatta, abbiamo recuperato i mobili, abbiamo recuperato tutto quello che serviva e l'abbiamo girata. E adesso se uno vede il film e toglie quella scena, il film non starebbe in piedi, io non lo potrei più vedere. E per fortuna avevamo risparmiato qualcosa per poter fare le cose che mancavano. Un'altra cosa che mancava era il primissimo piano di Beatrice, quando alla fine lei suona Scarlatti in questa immensa casa, poi chiude il pianoforte come se fosse una bara. Lei lì chiude la sua infanzia, chiude il rapporto con la famiglia e tutto. Mancava un primo piano
e l'abbiamo girato. La cosa più complicata è stata trovare un ninnolo di Venini che stava sulla libreria, che era stato venduto. Abbiamo dovuto andare da quello a cui l'avevano venduto: per favore, ce lo presti? Sì, ve lo presto, sono un suo ammiratore, per fortuna. Ce l'ha prestato, l'abbiamo girato questo primo piano splendido. Beh, in realtà, almeno a mio parere, è validissimo anche il primo piano di quando si raccoglie i capelli prima di iniziare l'esame finale di conservatorio. Sono tutti belli sti primi piani con la... Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Con la Barison, con la Bellé, i primi piani, era un incanto filmare tutte queste attrici, la Bergamasco, le bambine. Eravamo tutti pazzi di loro. Il direttore della fotografia, col quale io lavoro ormai da più di 25 anni, Roberto Forza, grandissimo poeta della luce e che sa illuminare le donne, cosa che non tutti sanno fare, e sono sempre bellissime. Oddio, sono bellissime anche dal vivo, quindi non ha dovuto fare sta gran fatica. Lui la fa molto lunga e sai, la luce in diretta, sì, vabbè, dai, dai che ti ho fornito del bel materiale. Grazie e complimenti. Prego, grazie, grazie. Buonasera innanzitutto. Volevo solo tornare ai vecchi tempi quando lei ha fatto la Meglio Gioventù, se lei ricorda. Io me li ricordo perché sono passati solo 20 anni. Appunto, cioè io Sì. l'ho scoperto lei quando c'è stato quel film per televisione che l'hanno fatto, cioè che ricorda molto i giovani. Sì. E qui si ricorda, c'è l'annesso di quella volta con adesso. Questo volevo solo dire. Ma guardi, mi fa piacere che lei abbia notato questo, perché secondo me questo film è come se fosse uno spin-off, come si dice oggi, non so bene cosa vuol dire questa parola, però la usano tutti, vuol dire è una filiazione della Meglio Gioventù. Potrebbero essere i cugini vicentini della famiglia della Meglio Gioventù, intanto perché questi 20 anni, 80-2000, sono gli stessi della seconda parte della Meglio Gioventù, quindi anche dal punto di vista temporale si assomigliano, ma poi perché in entrambi i film io li ho girati sentendomi anche ringiovanire facendo questo film, perché l'ho girato con la stessa libertà con cui abbiamo girato la Meglio Gioventù, con lo stesso gruppo di attori che allora erano sconosciuti e poi sono diventati dei mamma santissima, bravissimi, con delle carriere luminose e coerenti, e ricordo così lo stesso piacere, lo stesso entusiasmo, la stessa scoperta. Quindi questo parallelo con la Meglio Gioventù io l'ho sentito e l'hanno sentito tutti i miei collaboratori, che praticamente sono gli stessi da allora. Ci ritroveremo tutti nello stesso ospizio prima o poi. Senta, volevo dirle un'ultima cosa, anche se non c'entra niente col film. Siccome lei ama molto i sentimenti, allora lei deve sapere che io ho avuto un padre di 106 anni che ha fondato la famosa Repubblica di Ampezzo 1944. Lei potrebbe fare un qualcosa, adesso verrà anche Presidente della Repubblica dopo 80 anni e le donne per la prima volta hanno avuto il voto. Lei potrebbe fare un qualcosa del genere in modo che lo conosca tutta l'Italia, punto di domanda. Io sono il figlio di questa persona qua. Beh, complimenti. Se arrivo a 106 anni anch'io prometto di farlo. Perché è una cosa molto importante. Grazie, grazie davvero. Ti auguriamo di arrivare ovviamente a 106 anni per fare questo e tutta una serie di altri progetti. Come vedi, Pordenone poi è ricca anche di spunti e di proposte. No, avete ancora qualche curiosità, qualche domanda? Poi non andiamo, eccolo qua. Aspetta che ti portiamo quel microfono, sennò poi loro... Non ho capito il motivo per cui la madre si è suicidata. È stato il tradimento del marito oppure il difetto della figlia? Ah no, io non rispondo a questa domanda. Ah, no. Torni a vedere il film, vedrà, lo capiranno. Bisogna tornare. Sì, tornare.
Ah sì, era questa. Grazie. Allora, volevo chiedere, la madre sapeva del tradimento del marito, quindi stava già male prima della nascita della figlia? Allora lei lo deve vedere 2 volte. Okay. No, perché avevo pensando a questo, magari che la madre potesse stare male da ancora prima e che quindi metaforicamente parlando magari la voglia potesse essere uno sfogo, tra virgolette, metaforico appunto, del dolore della madre, che poi è sparito dopo che la madre, diciamo, si è liberata di questo dolore che aveva interno, dicendolo alla figlia. Avevo immaginato questo. Questa è un'ottima lettura, però lo riguardi anche un altro paio di volte. Certo. Che così lo può sostenere anche criticamente. Bene, stiamo andando sulle letture personali, anche bello così. Chi Certo. vuole e deve rivedere il film su indicazione del maestro, la sala è a pochi passi e quindi insomma l'invito è a farlo. No, Io prima qui, di... guarda, l'unico maestro è la Barison che ha diritto al titolo di maestro, e se no musicista. I cineasti non hanno diritto al titolo di maestro. Infatti Monicelli, quando uno diceva maestro di che? L'unico che si poteva chiamare maestro era Fellini, ma Fellini preferiva essere chiamato Faro. I suoi collaboratori lo chiamavano Faro. Scusi Faro, che monto un 5.000. Sì, metti un 5.000, caro. Da oggi chiederemo poi ai vari ospiti se vogliono essere chiamati o no così. Sentite, prima tutti i cineasti vogliono essere chiamati maestri, gongolano, invece c'è da vergognarsi. Gli unici maestri sono i musicisti e i pittori, i grandi pittori, Tiziano, Velázquez, eccetera, eccetera. Bene. Senti, prima di congedarci e nel ringraziarvi ancora nuovamente per essere insomma stati con noi questa sera, visto che il film poi si chiude appunto con questa partenza, con questo autobus che è la vita, che è il segnale, così volevamo farvi anche noi un piccolo regalo, una cosa che può sempre essere utile in viaggio, la borsa, la nostra borsa di Cinema Zero, La vita è un film, che è anche ovviamente il nostro claim, uno slogan. Grazie, bellissimo. E naturalmente che è qualcosa di piccolo, di simbolico da mettere ovviamente nella borsa, che è la tessera, la nostra tessera Cinema Zero Friend Card, così anche per ribadire ancora una volta che... grazie, questa è nominale, sì, questa è la mia. Ma quindi io posso venire gratis? Puoi venire a far tutto, c'è anche lo sconto sulla spesa al supermercato, c'è tutto. Chi ha la Cinema Zero Friend Card è sempre, è sempre agevolato. Io ci avrei anche già quell'anziano, forse mi dovete dare dei soldi. Forse se le cumuli, esatto, ti diamo qualcosa a noi. Grazie ancora. Marco Tullio Giordano e Beatrice Barison. Grazie mille.